È un appello, che facciamo, tutti assieme, anche perché ci rendiamo conto che a livello burocratico ormai anche sistemare una piccola bancola di qualche metro, è davvero difficile, nel senso che passano anche mesi prima di riuscire ad avere un'autorizzazione. Frane sulle colline del Prosecco è un appello corale alla regione, quello che arriva dai sindaci dell'area UNESCO, affinché venga velocizzato l'iter autorizzativo per intervenire rapidamente in caso di smottamenti e dissesti, e con i mutamenti climatici negli ultimi anni gli episodi sono purtroppo sempre più frequenti, almeno 150 le frane aperte sulle colline del Conegliano Valdobbiadene. Attualmente ho ancora un paio di strade che sono chiuse alla viabilità proprio perché interessate da degli smottamenti e ovviamente lì dove ci sono delle frane o si interviene subito o più tempo si aspetta, più la situazione può peggiorare. E dopo la sollecitazione avanzata anche da Marina Montedoro, presidente dell'Associazione Colline UNESCO, cresce il pressing anche dei sindaci affinché venga convocato un tavolo urgente in regione. Che ci venga data la possibilità di intervenire subito, ma non solo a noi, ma anche ai privati stessi, ovviamente con un controllo. Però che ci sia una sburocratizzazione, perché se io devo pensare che dal tempo per costruire il progetto, dare l'incarico, costruire il progetto, avere tutto l'iter autorizzativo, possono passare anche 6-7 mesi. Voi capite che 6-7 mesi con queste piogge torrenziali, pensiamo a Farra di Soligo lo scorso anno nel mese di luglio, come è stata colpita, 6 mesi possono veramente provocare smottamenti ulteriori ed importanti. Necessità pressante anche alla luce delle crescenti presenze turistiche. Solo a Farra negli ultimi 6 anni le presenze sono cresciute del 90%, per la maggior parte, oltre il 70%, si tratta di turisti stranieri, soprattutto da Austria e Germania. Il turismo è sicuramente un volano e un motore importante di crescita, di continua crescita nei prossimi anni dell'intero territorio del Conegliano Valdobbiadene, perché ormai dobbiamo iniziare a ragionare per macro aree. Questo è un territorio per certi aspetti omogeneo che ha le stesse caratteristiche e il turista non si ferma al confine comunale, ma proprio per questo stiamo investendo molto su questo tema, proprio per cercare di incrementare sempre più l'accoglienza